leather jacket on in the snow. Always such a cool guy, new life, new clothes. But baby, you're the same. I see it from afar. You haven't changed a bit. And you still make the same tired jokes. Thank God that I moved on, but heaven knows how you broke me down. Haven't seen you in a while, but I don't miss you at all. But I hope you do. Yeah, I hope that you think of me. See my face in strangers in the street. Every time you drink tequila, you still picture me there, dancing in the dark. Buongiorno squadra, l'idea di oggi è quella di raggiungere la punta di Monte Maggiore. Sono 3 ore e mezza di camminata per arrivare fino su, prenderemo il sentiero 711. Un'uscita che era da tanto che volevo fare, adesso vediamo un pochino com'è, quindi via si parte. Ho pianificato il percorso partendo dal passo di Tanamea, imboccando il sentiero 711 direzione Casera Pian di Mea. L'idea è quella di proseguire lungo il sentiero 711A direzione Ricovero Montemaggiore e una volta raggiunta la sommità di Punta Laushovizza percorrere tutta la cresta fino alla vetta raggiungendo quota 1613 metri. Allora, arrivati a questo punto, noi lasciamo il sentiero 711 e svoltiamo a sinistra direzione Rifugio Monte Aperta. Cioè, andiamo su per di qua e prendiamo il sentiero 711A. 1468 metri. Adesso vediamo se è aperto. Come si vede da qua, Ricovero Monte Maggiore, ma abbiamo fatto il giro dell'edificio e abbiamo trovato queste scale che ci porteranno a che cosa? A una porta che è chiusa. Bene, serratura chiusa, quindi ricovero chiuso. Peccato, sarebbe stato bello visitarlo, ma se è chiuso probabilmente un motivo c'è. Se lo sapete mettetelo nei commenti. Allora, lasciato il ricovero, adesso noi prenderemo questo sentiero qua che ci porterà su fino alla cresta. Ultimo strappo finale. Dai Marta che ce la facciamo, dai, via via via. I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Baby, when you drink tequila, you still picture me there beside you in the dark. Molto bene, allora dopo quasi 700 metri di dislivello arriviamo al cartello che indica punta di Monte Maggiore 0,50 minuti e da qua in poi il sentiero dovrebbe diventare tutto in cresta e panoramico. La prima parte, cioè fino qua, vi assicuro è stata veramente molto bella. Si fa un zigzag in mezzo alle rocce continuo e non è per nulla noioso, anzi. It feels good to know you want me back. You took me for granted, now I got the upper hand. The tables have turned, I am not the same girl. I hope that you think of me. Il tracciato si sviluppa lungo un percorso estremamente panoramico e non può fare che onore al Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. La catena dei Musi, maestosa e selvaggia, ci regala grandi emozioni. Il Monte Canin, lo Zaievo, Ormatayur, tutti lì, tutti quanti a farci compagnia lungo il sentiero. E poi la pianura bellissima e infinita che ci permette di scorrere con lo sguardo e arrivare fino al mare. La nostra terra meravigliosa, capace ogni volta di stupirci e ricordarci
di quanto siamo fortunati ad essere friulani. Bene, vetta raggiunta, io sono al 7° cielo perché pensavo questo percorso fosse bello, ma non immaginavo che fosse così bello. È qualcosa di incredibile, si fa una cresta con un panorama a 360 gradi, non si sa veramente dove guardare. È un percorso semplice, non particolarmente difficile, va bene, ci sono 800 metri di dislivello, però ben ripartiti lungo tutto il tracciato. Non ci sono punti esposti, insomma ci sono 2 trattini che sono leggermente esposti, ma nulla di difficile e assolutamente nulla di pericoloso. Io vi consiglio di venirlo a farlo anche perché è a 45 minuti da Udine, cioè dietro casa. E adesso, come tradizione, lasciamo il sassolino del sorriso. Il gioco già lo sapete, chi lo trova lo porta su un'altra vetta e facciamo armi e bagagli e ritorniamo verso la macchina. Però venite perché io non ho parole per descriverlo. Allora, il sassolino lo lascio qua, sarebbe stato bello che ci fosse anche Cristina, però il suo piedino non è ancora pronto a questi sentieri, cioè lei farebbe molto di più, ma molto di più, però il piede insomma deve recuperare e recupererà, e intanto io lo lascio qua a nome suo. E fategli onore perché è sempre bravina, si dedica, si mette lì a casa la sera, cioè veramente con tanto amore. E brava amore, ti voglio bene. Lo lascio qua, ecco, qua Every time you drink tequila, you still picture me there, dancing in the dark. I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Baby, when you drink tequila, you still picture me there beside you in the dark. But I hope you're feeling so lost without me that you can't sleep at night. No one to call, yeah. Call when you're feeling down. But what goes around comes back around. You had to learn the hard way. Yeah, I hope that you think of me. Allora, per riassumere, ho preso il 742, poi scenderò giù lungo il 711 che chiuderà l'anello e mi riporterà alla macchina. Io lascio questo meraviglioso panorama con dispiacere, non scenderei, ve lo dico, perché qua su è bellissimo. Però bisogna tornare indietro. No, mi ha fatto leva su un sasso spaccato in due, porcaccia miseria. Oh. Non ci voleva, questa non ci voleva. Vedrò di trovare una soluzione, ma ho già in mente qualcosa di super figo, porcaccia. Andiamo avanti. Volendo da qua si prosegue per il Monte Brinza, che però è un sentiero puntinato, quindi bisogna prestare molta attenzione. Noi adesso scendiamo giù di qua. Passo Tanamea, 1 ora e 20, sentiero 711. Come sempre vi lasciamo i dati tecnici del percorso, anche perché l'ultima cosa che vogliamo è quella che vi perdiate per colpa nostra. Grazie per essere arrivati fino a qui, ricordatevi di iscrivervi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Ciao a tutti!